Allora, sono qui con Tommaso Volpe. Tommy, avevi lasciato Montecchio in Coppa Italia con due vittorie sicuramente importanti, diverse magari per come si sono sviluppate. A Breganze avevate dominato, qui a Montecchio vi hanno fatto sudare, però poi avete staccato. Oggi invece che squadra vi siete trovati? Sicuramente è una squadra migliorata rispetto alla prima fase della Coppa Italia. Noi invece privi di qualche elemento essenziale stasera e con un atteggiamento che non fa parte di noi. Abbiamo iniziato male la partita, siamo riusciti a riprenderla un attimo, poi nella seconda fase è finita. Siamo più rientrati in pista. Sì, avevate raggiunto un pareggio e avevate sempre dato l'idea di essere sempre in partita anche nel primo tempo, nonostante appunto il vantaggio di Montecchio era aumentato. Avete trovato un Carlo Sanson, secondo me, che è stato veramente in giornata di grazia, no? Sì, a Carlo bisogna fargli solo i complimenti stasera, ha veramente tirato fuori tutte le palline che poteva tirare fuori. Ci siamo impegnati anche noi in questo, l'abbiamo aiutato in alcune occasioni senza togliergli niente, ovviamente. Sì, sicuramente. Io vi ricordavo, e anzi vi ho visto anche nelle scorse partite, come una formazione che ragiona molto, sa fare bene il compitino che vi chiede il mister, e anzi date anche un contributo anche personale. Oggi forse è stata Montecchio a usare più la testa di Quadricipiti, no? Sì, esatto, è proprio quello che ci è mancato stasera, è stata la testa, l'atteggiamento, ma si è visto dai primi minuti che siamo entrati in pista, 1, 2, 3, siamo arrivati a 4 reti prese nel primo tempo e diventa dura comunque. Bene, io ti ringrazio Tommy, Grazie. ti lascio andare a fare la doccia e un bocca al lupo per le prossime partite. Grazie.